Eccoci, benvenuti a una nuova puntata della nostra storia. Come sempre un salto nel passato per capire il presente e magari progettare il futuro. Come sempre due gli ospiti di questa puntata. Il primo è un ospite davvero eccezionale perché è stato uno dei volti della nostra emittente, quindi con lui veramente possiamo parlare di tutto e soprattutto di tutti. Seconda parte invece parleremo di Camera di Commercio e di artigiani con il nostro ospite che è stato presidente sia degli artigiani e attualmente invece presidente di Camera di Commercio. Naturalmente tutto questo dopo la sigla. Buonasera da Davide Camera in studio per questa edizione di Treviso. Buonasera, come ogni sera è sera. Buonasera Davide Camera, Buonasera bentornato. Lucio, grazie, mi sento davvero a casa mia, ero molto più magro, ero molto più giovane. Erano 40 anni fa. Sì, e soprattutto avevo detto il nome perché non sapevo se funzionava la titolatrice. Vedi, ma proprio ti ricordi tutto. Più o meno. Insomma, avete già capito che questa sarà una puntata davvero spumeggiante. Avevo fatto un caricatore e sono 2 settimane che sto preparando questo caricatore, per cui preparatevi perché ne vedremo delle belle. Cominciamo. Davide Camera, giornalista, tu entri in Antena 3 quando? Marzo 1984, era direttore Fabrizio Stelluto. E mi trovo catapultato soprattutto così improvvisamente in una realtà che assolutamente non conoscevo perché avevo fatto radio fino a quel momento, e mi trovo catapultato a fare un servizio a Revinelago con un operatore che era anche lui un neofita, solo che a differenza mia lui diceva di essere un super operatore, provetto eccetera eccetera. Poi ci pensò la buonanima di Silvio Menegatto a mettere insieme tutto, e così lo ricordo, e ricordo anche l'altro amico che se n'è andato, Roberto Paris. Silvio, o Sisso come lo chiamavamo noi, mise tutto a posto e il servizio improvvisamente, anche per il fatto, grazie al fatto che sapevo leggere, andò in onda e diventò un servizio televisivo, il mio primo servizio. Che poi tu vieni da Venezia poi fra l'altro. Io sono veneziano nato nel Sestiere di Canareggio. Per molti anni ho abitato davanti alla stazione ferroviaria, dall'altra parte praticamente la casa era una parte della chiesa sconsacrata, che adesso appartiene a una confraternita, ma all'epoca era sconsacrata, dove il cardinale Lefebvre, sospeso a divinis da Papa Paolo VI, fece la sua messa in latino. Senti, ma poi tu, dobbiamo raccontare anche questa cosa, tu sin da bambino giocavi a fare la televisione. E chi non lo faceva della nostra generazione, col gelosino. Io poi facevo una cosa incredibile, perché io sono del 64, avevo 4 anni quando nacque il telegiornale delle 13:30, il famoso telegiornale condotto da Piero Angela, da Andrea Barbato, e allora avevo messo i nanetti di Biancaneve con dei cubetti sistemati come la scenografia del telegiornale delle 13:30. C'ero nato proprio. Ecco, allora senti, siccome noi per una questione di scalette, di cose, tra l'altro lo diciamo sempre, stiamo scalettando, stiamo digitalizzando l'archivio ed è una cosa elefantiaca, enorme, incredibile. Non abbiamo sempre tutto negli anni, quindi dell'84 certe cose non le abbiamo, le stiamo scoprendo adesso. Partiamo dall'87 perché noi abbiamo pescato tra i 1000 servizi che tu hai fatto uno che parte proprio da Venezia con il servizio ai funerali del sindaco Gianquinto. Vediamo subito l'inserto numero 2, dura 57 secondi perché poi voglio raccontare anche delle cose particolari sui tuoi servizi. Vediamo questo pezzullo dell'87.
Venezia questa mattina ha dato l'ultimo saluto a Giobatta Gianquinto, detto Titta, primo sindaco della città dopo la liberazione. Uomo politico comunista e fervente antifascista, Gianquinto è deceduto l'altro giorno all'età di 82 anni. Alle 10 il feretro è stato trasferito dalla Camera Ardente allestita in municipio fino in Campo Manin. A dare l'addio a Titta si è radunata una grande folla silenziosa. C'erano i compagni di partito, gli amici, tanti veneziani che amavano Titta senza condividere la sua fede politica. Quindi le commemorazioni pronunciate dal vice sindaco Ugo Bergamo, dal dirigente del Partito Comunista Gianni Pellicani e dall'amico Gianmario Vianello per l'Associazione Partigiani. Tutti hanno ricordato Titta Gianquinto per il suo impegno morale e democratico. La salma è quindi ripartita in gondola per il Lido, dove si sono svolti i funerali in forma privata. Commenta tu questo tuo servizio, perché intanto era sicuramente mio questo servizio, perché ho riconosciuto lo stile, perché spesso ci capitava anche di leggere pezzi che non erano nostri, e io lavoravo nella redazione di Treviso, all'epoca il telegiornale di Venezia era già nato. Questo era sicuramente mio, probabilmente mi dissero di farlo perché avevano qualche problema. Anche perché essendo veneziano, insomma. Certo, poi certi volti li ho riconosciuti, poi con alcuni mi sono trovato di fatto a lavorare, perché quando Ugo Bergamo è diventato sindaco io mi trovai a un certo punto a essere caporedattore a Venezia, e quindi non è un periodo che ricordi molto volentieri, quello in cui sono stato caporedattore a Venezia, non per i colleghi ma per tante altre ragioni che non voglio dire qui. Insomma mi capitò di lavorare con lui, di lavorare con il suo capo di gabinetto che era Marco Agostini, che adesso è il comandante della Polizia Municipale, e quindi sono facce, volti che ricordo. Poi chiaramente Gianni Pellicani era un notabile molto importante a Venezia, che si distingueva un po' dal resto delle città del Veneto, a parte forse probabilmente Rovigo, perché Venezia aveva una giunta o comunque una ispirazione di sinistra, più la terraferma che il centro storico, mentre altrove dominava soprattutto la Democrazia Cristiana, con il Partito Socialista che emergeva, ed era un po' questo dualismo. A Venezia c'era il PSI perché c'era Gianni De Michelis, però era un po' più spostata l'asta verso sinistra. Senti, ma tu da veneziano venire a lavorare a Treviso, sei un veneziano nella Marca, era nell'84, quindi diciamo che erano altri tempi. Non è che ti sei trovato un po' spaesato all'inizio per venire in campagna, come si dice da voi? No, perché la televisione all'epoca si faceva a Treviso. Questo era il punto. C'era anche Televenezia, c'era del vecchio PC, se ti ricordi. Ma se tu ti ricordi già non c'era più all'epoca, nel senso che quando sono arrivato io nell'84 era già finito tutto, era già stata venduta a Italia 1, e quindi i due principali artefici, Curzio Pettenò e Maurizio Dianese, sono venuti a fare la redazione di Venezia, sono venuti ad Antenna 3 a formarla proprio. Ma senti, tu sei arrivato qui perché non è che ci fossero, non sono mai stati concorsi, cose, come un passaparola, cioè chi è che è stato Fabrizio Stelluto. È venuto da te, ci conoscevamo da anni, no, gli ho detto io vorrei provare a fare la televisione, ero stanco della mia esperienza a Nova Radio e alla rete radiofonica Radio 7. Voglio provare questa esperienza, voglio provare a fare la televisione. Solo che come faceva la televisione lui, e lo dico con tutta l'amicizia perché Fabrizio è un amico proprio con la maiuscola, però lui fa il telegiornale come lo faceva 40 anni fa o 50 anni fa, sempre quello, sempre pieno di servizi, sempre con la troupe che corre da sinistra a destra e con un sacco di cose che poi non sai più dove mettere, e questo è stato un po' il suo limite, che poi gliel'ho sempre detto perché è un amico, per cui non ci sono problemi, per cui mi sono trovato un po' sballottato all'inizio. Poi qualche mese dopo, con la direzione di Domenico Basso, abbiamo imparato tutti, lui a fare il direttore, ma tutti abbiamo imparato a fare i giornalisti televisivi, a curare di più l'aspetto. Credo soprattutto dal TG1 delle 20 dell'epoca, era quello, avevamo questo faro che adesso non c'è più, perché il TG1 delle 20 era cosa diversa, avevamo quei grandi giornalisti che tanto che lo conducevano, che lo facevano, che lo realizzavano, ed era effettivamente al di fuori di ogni discorso politico che si possa fare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giornalistico, era un giornale fatto benissimo, era un modello, era la messa cantata.
e noi facevamo la messa cantata alle 19:30. La messa cantata di Treviso. Treviso anche a Venezia. E allora, proprio per questo, rimaniamo a Venezia, perché un altro dei servizi che tu hai fatto, giusto per dire che potevi fare il servizio sui funerali del sindaco comunista, però facevi anche il servizio di presentazione di un evento epocale per Venezia che è stato il G7. Il G7 lo 03 con il nostro Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia, l'8 maggio dell'87, sentite Davide Camera come ce lo racconta. L'Italia si sta preparando al vertice di Venezia che dall'8 al 10 giugno vedrà alla Fondazione Cini i capi dei 7 paesi più industrializzati del mondo discutere di tutti i principali problemi commerciali, politici e anche relativi al disarmo e al terrorismo internazionale. Roma ha oggi ospitato a Palazzo Chigi una riunione interministeriale preparatoria che serve a mettere a punto la fase politica del vertice. Oltre al Presidente del Consiglio Fanfani, che sabato a Tokyo inizierà un giro di consultazioni con tutti i capi di Stato impegnati nel vertice, hanno preso parte a questa riunione durata un'ora e mezza i ministri Andreotti, Scalfaro e Goria. Il vertice di Venezia arriverà peraltro in una fase molto delicata per la politica italiana. Soltanto alla fine della stessa settimana, il 14 ed il 15 giugno, andremo a votare per le elezioni politiche. Proprio un anno di segnali e situazioni che hanno portato alle elezioni anticipate è anche l'anno del turno di presidenza italiana del vertice dei 7. Questo porta dei problemi ulteriori, specialmente nella preparazione politica, al punto che si è resa necessaria la riunione odierna e che il Presidente del Consiglio ha deciso di compiere un giro che dopo Tokyo lo vedrà successivamente a Bonn, Parigi, Londra, Bruxelles ed infine in America e a Ottawa. Intanto anche il Veneto si sta preparando al vertice. Villa Condulmer a Mogliano diventerà per qualche giorno una succursale moglianese della Casa Bianca. Qui Ronald e Nancy Reagan, salvo improbabili mutamenti dell'ultima ora, passeranno i pochi momenti privati che saranno loro lasciati da questo avvenimento. Già nella villa da qualche tempo le abitudini sono cambiate, ci si sta abituando al modello di vita americano, ma forse quando sarà passato il vertice resterà tutto solo come un sogno. Intanto la Farnesina è già al lavoro per le operazioni di accredito. Giornalisti, tele e cineoperatori di tutto il mondo cercano di accaparrarsi il posto al vertice e manca ancora più di un mese. Qui ci sono 1000 domande da farti, però sì. Tu intanto cosa ti ricordi? Cosa allora, questo intanto è un pezzo fatto tutto con immagini di repertorio, perché era un po' una mia specialità, quella di andare nell'archivio, tirare fuori le immagini che mi servivano e poi con l'aiuto dei montatori, che qui ad Antenna 3 si sono sempre chiamati montaggisti, in questo caso proprio di Silvio Menegatto, avevo già una scaletta mentale di quello che volevo fare e si facevano questi pezzi. Soprattutto facevo così i pastoni politici. In questo caso poi c'erano le immagini di Roma, che hai girato tu, perché siamo stati insieme a Roma, esatto. Siamo andati a Montecitorio dove trovammo un commesso trevigiano che ci fece visitare tutto, compresa l'aula durante la seduta presieduta da Nil Deiotti. Conobbi anche molto rapidamente Francesco Pionati, l'attuale direttore di Radio 1, Vittorio Orefice che stava preparando le sue note, le sue veline per la sera, lo vidi. Insomma, un'esperienza importante. Pensavo che da grande sarei stato a Roma e avrei lavorato a Roma. Ecco, dopo parliamo anche di questo. Però tu hai sempre ragionato per immagini. Sì. Perché non è una cosa normale per un giornalista televisivo. Io poi ho lavorato con altri giornalisti che venivano da carta stampata e hanno continuato a ragionare di carta stampata. Ma noi eravamo dei pionieri, questa è la differenza. E per quello noi ragionavamo per immagini. Tutti o quasi tutti noi di quella redazione, perché stavamo costruendo, o meglio, continuando a costruire qualcosa che avevano cominciato a costruire Lino Lava, Sebastiano Rizzo e molti altri colleghi. Noi avevamo continuato il solco, Tino Giacomin, grandissimo cronista, avevamo tutti continuato questo solco, eravamo andati avanti da quel punto di vista e per forza ragionavamo con immagini. Infatti, se ti ricordi, facevamo, come faceva la vecchia Domenica Sportiva, la copertina di chiusura spesso. Ecco, esatto. Senti, però un'altra cosa volevo farti notare. Come leggi i funerali di Gianquinto, come hai letto i funerali di Gianquinto e come invece leggi con un altro tipo di ritmo, con un altro tipo di pathos, ad esempio questo del G7 Venezia. Quanto ti è servita la radio per poi arrivare alla TV? È proprio quella, è quella. Cioè è lì che impari la radio anche come conduttore di radiogiornali, quindi imparavi a variare il tono a seconda della notizia. Non eri monocorde e soprattutto non eri una caricatura quando leggevi i pezzi, perché l'importante era cercare di essere non tanto autorevoli quanto credibili, che per un emittente locale era fondamentale essere credibili. E potevi essere credibile solo se facevi capire le cose che leggevi e se soprattutto le persone comprendevano quello che tu
forse non avevi capito, loro sì. Senti, ma poi la mia curiosità, la mancanza dell'inflessione dialettale. Quella te la studi. Cioè tu qui, io non c'è un pezzo tuo che abbia inflessione dialettale? Beh, ogni tanto lo scivolone c'è, ma c'è in tutti. Ma io devo dire la verità, guarda, adesso ci risentiamo, sì. Io non l'ho trovato, mi ha colpito anche questo, al punto che ti facevano leggere, perché questo è un altro pezzo che andiamo a sentire. Allora, rimaniamo a Venezia, e parliamo di un momento davvero difficile, poi parleremo nell'87 della strage di Peteano, c'è il processo, il servizio viene scritto da un collega di Venezia, però lo leggi tu. Sentiamolo e poi lo commentiamo, Iniziato 04. Tranquillo, preciso nei riferimenti, a volte ironico, Stefano Delle Chiaie ha deposto per più di 3 ore stamane nel processo per la strage di Peteano in corso nell'aula bunker di Via delle Messi a Mestre. Comparso in qualità di imputato di reati connessi, l'ex primulanera del terrorismo internazionale ha illustrato alla Corte d'Assise di Venezia le vicende riguardanti i suoi incontri in Spagna con Vinci Guerra, questa mattina era presente in gabbia, e Carlo Cicuttini, i 2 presunti autori dell'attentato compiuto la sera del 31 maggio del 72. Delle Chiaie ha risposto a quasi tutte le domande rivoltegli dal presidente della Corte Renato Gavagnin, riservandosi però la facoltà di non rispondere sulla cosiddetta strategia stragista e sui presunti contatti esistenti tra gruppi eversivi e servizi segreti. Su tali circostanze Delle Chiaie ha detto che riferirà alla Corte d'Assise di Bologna. Sulla strage di Peteano, che causò la morte di 3 carabinieri, ha affermato: lo seppi da Vincenzo Vinciguerra e mi irritai molto perché temevo strumentalizzazioni. L'ex primulanera è stata poi messa a confronto con Carlo Maria Maggi, medico veneziano accusato di reati associativi. Ecco, qui il pezzo non l'hai scritto tu, no. Però gli hai dato un'informazione come se l'avessi scritto tu. Come hai fatto? È perché ti dovevi immedesimare, cioè l'importante, tu non leggevi per te, tu leggevi per chi ti ascoltava. Anche se magari chi aveva scritto il pezzo non aveva una voce da fine dicitore, tu comunque dovevi metterti nell'ottica di averlo scritto tu, come se lo avessi scritto tu. Ma ad esempio certi passaggi, se li scrivi, li leggi, li aggiusti. In quel caso lì come facevi? Cioè te li aggiustavi, ti mettevi d'accordo? Beh, ci si adatta sempre qualcosa se non lo comprendi, però mi pare quello di averlo letto esattamente così. Poi tra l'altro un pezzo che dura 1 minuto e 02, una delle cose che io ho notato scalettando i tuoi pezzi è che la tua media è 1,47. Perché io sono veloce, cioè io sono veloce nella lettura. Sì, ma a quei tempi 1,47, voglio dire, neanche il TG1, che il TG1 arriva ai 50, al minuto, arriva dopo gli anni 90. Guarda, te lo dico subito, 20 righe. Erano 20 righe, di solito facevo 20 righe. Ecco, interessante, perché poi faremo vedere, adesso te lo faccio vedere più avanti, il fatto che poi quando leggi i telegiornali li leggi in una determinata maniera, cioè li leggi coi fogli, adesso non si usa più. Adesso c'è il gobbo, c'è il prompter, perché che io dovrei imparare a usare, tra l'altro, perché... Ma poi, voglio dire, per chi non lo sa, tu quando scrivevi i pezzi li scrivevi con la carta velina, con la carta carbone, ti ricordi? Beh certo, perché c'era la copia nostra e la copia per la regia. Niente rispetto alla RAI, che aveva addirittura 7 copie. Ecco, per dire, no? Ecco. Per quello poi facevi un servizio al giorno. Non noi, ma in RAI sì. In RAI sì, io ne facevo anche 3-4, no, facevo mezzo telegiornale. Facevo anche dei telegiornali interi, questo lo posso dire. Il sabato era telecamera. Sì, perché poi anche lo conducevo il sabato. Appunto, per quello dicevo era proprio telecamera, dicevamo oggi il sabato è telecamera. Allora, però tu sei uno che fa tutto. Nel senso che io ho trovato cose di politica e ho trovato anche cose che, cioè la Fiera di Padova, che ci azzecca con Davide Camera, veneziano a Treviso, eppure Iniziato 05, vediamoci questo pezzo. Di Padova, malgrado il maltempo, prosegue con successo e insieme con essa anche le manifestazioni collaterali a questa 65esima edizione. Sulla fiera, che si chiuderà sabato, vediamo questo servizio di Davide Camera. È la 65esima edizione, ma la fiera campionaria di Padova non sente assolutamente addosso la sua età, anzi è giovanissima. Quest'anno gli espositori sono 1080 su una superficie di 96.000 metri quadrati. Sono l'artigianato e l'agricoltura i temi dominanti quest'anno, sia nella esposizione vera e propria che nelle iniziative collaterali. Aggirandoci per gli stands vediamo che anche quest'anno la fiera presenta le ultime novità in una svariata gamma di settori. Come sempre vi sono molti espositori stranieri. Sono infatti 23 le delegazioni che provengono da altri paesi.
paesi, in particolare quella cinese della provincia dell'Hebei, che coglie la campionaria proprio come occasione di incontro con le realtà produttive e culturali della nostra regione. Ancora vi sono rappresentanze dei paesi dell'est europeo come la Polonia e la Cecoslovacchia, ma si diceva dell'artigianato che quest'anno è presente nella fiera con circa la metà delle ditte espositrici. Di artigianato si parla anche con convegni e giornate di studio, pure a livello internazionale. Circa l'agricoltura, la Regione Veneto ha allestito quest'anno, nell'ambito della fiera, una mostra della cooperazione agricola veneta, un primo passo verso il paniere veneto, ossia l'insieme di prodotti a marchio controllato sul quale sta puntando la Regione. Un'ultima annotazione da fare riguarda lo spettacolo che quest'anno non manca nella fiera. Al Pedrocchi si svolge, in concomitanza con la campionaria, la prima rassegna nazionale di teatro e cabaret, nomi di spicco tra i personaggi che vi prendono parte, fra tutti quello di Enzo Iannacci, esibitosi nei giorni scorsi. La fiera chiude il 24 maggio e ancora una volta dovrebbe battere il record di visitatori. Allora adesso mi devi spiegare come facevi a trovare le notizie, perché adesso abbiamo internet, quindi tu quando non sai una cosa vai dentro e qualcosa tiri fuori, ovviamente devi un attimo scremare se sono vere, se sono false, ma lì come ti arrivava tutta la roba sulla fiera di Padova, tu che stavi a Treviso e la redazione di Padova non c'era ancora. Non c'era nulla, cioè arrivava, non so se... Sarà arrivato sicuramente è arrivato un comunicato stampa, sì, ma col e sapendo di dover fare il pezzo mi sono letto i giornali di Padova e sicuramente da lì un po' di qua, un po' di là, un po' il mestiere e lo fai. Ecco, era per raccontare quanto difficile era, perché poi tu le notizie le dovevi apprendere ed era molto più marciapiede, molto più suola consumata. Beh, avevamo anche l'agenzia, avevamo anche l'ANSA, per cui anche lì probabilmente qualcosa, però era tutto... L'ANSA andavamo a rubarla, fra virgolette, a Cassugano. Ma poi c'è arrivata, poi a un certo punto è arrivata. Ma molto più avanti. L'ultimo giro delle 7:15 ti ricordo dovevo farlo io. Me lo ricordo, sì. Con la stampa, perché avevamo questa stampante telematica, però costava tantissimo l'ANSA, quindi ce l'aveva il comune di Treviso, e poi avevamo questa sorta di convenzione che l'ultimo lancio potevamo, perché prima dovevi trascrivere le cose e poi invece l'ultimo lancio potevi portare via la carta, quindi diciamo lo stampato, e portarlo in redazione. L'ultimo giro lo faceva l'operatore di turno alla sera, che ero io. Detto questo, continuiamo in questo déjà vu. L'ultimo pezzo, qui si parla di Antena 3 vista da dentro quando si parla delle elezioni. 13 giugno 1987, riguardatevi com'era Antena 3 in quel tempo, quando era via Pisa. Anche per Antenna 3 cominciano i 2 giorni più lunghi. Notevole sarà infatti il nostro impegno in occasione delle elezioni politiche di domani e dopodomani. Anzitutto la domenica, che in genere per il nostro telegiornale è giornata di riposo, domani ci vedrà tutti al lavoro, redazione, operatori e staff tecnico. Manderemo infatti l'edizione serale delle ore 19:30 del telegiornale, con i dati riguardanti l'affluenza alle urne fino in quel momento e le immagini della prima giornata elettorale dentro e fuori dei seggi. Ma il nostro impegno maggiore sarà lunedì. A parte la nostra consueta edizione flash meridiana alle ore 12:55, appuntamenti continui vi saranno dopo le 14, orario di chiusura dei seggi. Manderemo in onda delle edizioni straordinarie alle 14:30 e alle 17, con la possibilità di introduzione anche all'interno della normale programmazione per rapidi aggiornamenti. Dalle ore 19:30 andrà poi in onda una non-stop con continui collegamenti dai centri raccolta allestiti presso la prefettura e il comune di Treviso. Avremo poi anche un collegamento diretto tramite il Videotel, il servizio della SIP, con il terminale della Regione Veneto, che diffonderà i dati regionali complessivi della consultazione elettorale. Nel corso dei nostri appuntamenti sono previsti anche incontri e commenti a caldo con i protagonisti della consultazione e con altri protagonisti della vita veneta. A rivedere queste immagini? Preistoria. Ecco, il Videotel. Il Videotel veramente era preistoria, è passato di tutto, è passato un mondo, ma soprattutto penso a come organizzavamo quelle trasmissioni, quei pomeriggi, quelle dirette. Io spesso le ho fatte in esterna, qualche volta le ho anche condotte, non era facile, ma avevamo un entusiasmo e riuscivamo poi a dare non solo i risultati corretti, ma anche ad avere i commenti subito, immediatamente, insomma, per dire quanto era autorevole Antenna 3. 7 secondi per dire si stava meglio quando si stava peggio, c'era più entusiasmo? Più entusiasmo sicuramente, ma sono cambiate troppe cose, tante. Va bene, pausa della pubblicità, seconda parte, ho una chicca tutta per te. Dopo la pubblicità. Traiese, anzitutto da quanti anni lavora in Rai?
forse da troppi anni, dal 1961. Senti, ma a questo proposito, non è caso che andiamo fuori così possiamo parlare con più tranquillità? No, continuiamo qui, d'accordo. Dal 61. Dal 61, quindi moltissimi anni. Ha cominciato facendo un po' il reporter fuori. No, ho cominciato facendo la gavetta in redazione, il reporter fuori lo si fa già dopo qualche anno. La mia credo che è stata l'ultima generazione che ha fatto gavetta vera in Rai, cioè per fare il giornalista televisivo bisogna assimilare lentamente una serie di cose, non si fanno i salti, bisogna assimilare piano, lentamente, gradualmente fare dei passaggi e poi se ce la fai continui, se no ti fermi a un certo livello. Comunque l'inizio è sempre gavetta, gavetta e gavetta, cioè ricerca di materiale in cineteca per coprire le immagini, le parole dei colleghi e tante altre cose. Poi all'improvviso arriva l'occasione di fare il primo servizio fuori. Ecco, qual è stata l'occasione? Ma la primissima fu banale, la vittoria a una lotteria, la vendita di un biglietto, ma il primo servizio importante che ho fatto fuori è stato l'alluvione di Firenze nel 66. Lei parlava di gavetta un attimo fa, adesso non c'è più o c'è ancora? Non c'è più praticamente, perché oramai i giovani colleghi che arrivano, o meglio ci sarà di nuovo, speriamo, perché c'è stato finalmente il concorso per praticanti e quindi il 30% dei posti disponibili verranno attribuiti attraverso concorso e quindi ci sarà gavetta, ci auguriamo. Per ora non c'è stata, perché? Perché i giovani che arrivano sono raccomandati. Tra gli effetti perversi della lottizzazione c'è anche il fatto che gli ingressi nella nostra professione, ma non solo la Rai, in tutti i giornali, siano divisi tra rappresentanti di vari partiti. E questi partiti sono tutti partiti, escluso il MIS, secondo me suo malgrado, nel senso che non fa parte della spartizione, ma non so quanto per sua volontà e quanto per volontà altrui. Comunque la lottizzazione significa che la gente arriva con raccomandazioni, che i sergenti che dovrebbero insegnare non hanno mai fatto il soldato semplice, per cui non sono in grado di insegnare niente, e tanti giovani colleghi si credono che fare il giornalista in televisione significhi prendere un microfono e fare un'intervista, possibilmente mettendo l'intervistato come siete ora e loro in faccia alla telecamera. Beh, allora... È un complimento questo che mi ha fatto. Aspetta, perché io questa cosa sono andato a cercarla, appena l'ho vista la considero un gioiello. Allora, intanto gli ho fatto una cosa che non si fa, ho fatto una cosa sbagliata contro tutte le regole ed ero consapevole di farlo. Perché una delle prime regole che non è che ti insegnano, devi proprio saperla tu, è che non si dà mai il microfono all'intervistato. Però se l'intervistato è Paolo Fraiese, che è stato uno dei più grandi giornalisti televisivi, e dice posso tenerlo io, che fai, non glielo dai? No, vabbè, però qui lui aveva i tempi per cui... Aveva i tempi per cui potremmo fare tutta una puntata, perché appunto tu giovane... io all'inizio ero emozionato, poi l'emozione mi è passata. Neanche praticante. Ma no, perché poi io sono diventato professionista. Io ci ho messo non 18 mesi, 18 anni per diventare giornalista professionista. Sono diventato... fa ridere quasi, fa piangere in realtà, perché io... in realtà faccio il giornalista quasi dall'81-82, ma io sono diventato giornalista professionista nel 2001. Non so, vabbè. Mi fermerei. Perché a quel tempo lì era molto faticoso, molto difficile. Ma allora quando ti parla la possibilità di concorsi, poi dice appunto della lottizzazione, dice il MIS non ha nessuno, adesso abbiamo Fratelli d'Italia che ha in mano di fatto... comunque la storia si ripete, cioè non è cambiato nulla, forse è cambiato in peggio rispetto a quello che diceva all'epoca Paolo Fraiese, tra l'altro mancato nel 2000, quindi parliamo di 23 anni fa. Insomma, fa capire la situazione. Io tra l'altro lo feci un concorso per entrare in Rai, l'ultimo, quello che tra l'altro in quel capannone a Bastia Umbra, dove eravamo tutti raggruppati e dove dovevamo fare all'inizio tutti quei test, mi pare 1000 test, però se non passavi il test iniziale tu poi non potevi, io non ho potuto, perché non ho passato il test, non ho potuto dimostrare di saper fare questo lavoro. Ora io dico, avendo io all'epoca, erano mi pare 4 anni fa, quindi avevo 55, cioè era l'ultimo tentativo che facevo, dico
ma non la prendiate come presunzione, è soltanto così una considerazione personale, chi ci ha perso di più, la RAI o certi professionisti che non ci sono entrati? Forse la RAI. Ecco, ma proprio per questa situazione qua, dopo tu sei andato giù a Roma, facciamo come dire, tanto con te faremo altre puntate perché la tua storia è talmente lunga, è talmente agganciata a questa emittente per cui avremo modo di vedere. Facciamo poi tu sei andato giù a Roma, a un certo punto decidi di fare un altro tipo di esperienza e vai giù a Roma. Com'è stata e soprattutto che atmosfera c'è per un giovane che parte dal Veneto e va giù a Roma? Allora, siccome io l'esperienza romana l'ho fatta tutta in ambito radiofonico e venivo dal mondo della radio, mi sono trovato già di fronte a un ambiente che mi stimava perché avevo già fatto il corrispondente, perché avevo già lavorato per quelle strutture in esterna e quindi c'era già poi chiaramente devi dimostrare di saperlo fare, devi avere quella duttilità perché si dice gli ambienti romani, ma non è vero, in radio no. In radio devi scattare ovunque tu ti trovi e quindi facevamo i turni, poi a RDS, quando ho lavorato a RDS facevo i turni di notte, tutti noi li facevamo i turni di notte, cominciavamo a mezzanotte e finivamo alle 6 del mattino, talvolta cominciavamo alle 10 di sera e finivamo alle 6 del mattino, alle 4 c'era il momento in cui non ci capivi molto, però poi ti riprendevi e non dormivi poi la mattina perché eri con l'adrenalina. Ecco, quando Paolo Fraiese parlava giustamente di gavetta che andava fatta lentamente, noi di quella generazione, noi che abbiamo lavorato ad Antenna 3 in quegli anni, noi che abbiamo fatto le radio, le TV private, noi quella gavetta l'abbiamo fatta come corso accelerato, cioè abbiamo fatto la stessa gavetta ma compressa in molto meno tempo. Bene, allora adesso andiamo a vederci un'altra intervista che tu hai fatto, perché questa è la parte delle interviste. Inserto il C10, allora lasciamo Fraiese, che diciamo così è la visione nazionale per non dire... Fraiese era un po' il modello. Era il modello, infatti... come dire, eri un po' affascinato. Ma ero anche intimorito perché tu ti trovi, a me è successo, a intervistare lui, a intervistare Bruno Vespa che all'epoca conduceva il telegiornale, poi lasciamo perdere quello che ha fatto dopo, ma insomma era un bravissimo conduttore del telegiornale. Questi personaggi non sono riuscito a intervistare il povero Massimo Valentini perché è scomparso prima purtroppo, ma insomma ti trovi di fronte a questi miti. Ho rischiato di intervistare Paolo Valenti, poi quella mattina non è venuto a Treviso. Ti trovi di fronte a loro e tu come ti senti? Tu che li vedi come modello, tu che cerchi di studiare da loro, non di copiarli, ma di studiare da loro per imparare, è chiaro che ti trovi così. Va bene, e allora adesso torniamo a noi, torniamo in Veneto, torniamo nella Marca Trevigiana, andiamo a sentire un'intervista che ha fatto a Lino Innocenti, già presidente della provincia di Treviso, già parlamentare. La tragedia è quella di Fossamerlo, di cui abbiamo già parlato in altre puntate. Il 23 aprile dell'87 lo intervisti nella sua terrazza. Vediamo la tua intervista e sentiamo anche lui. Dicevo proprio ieri, guardi che tragica combinazione, ai sindaci riuniti per altra ragione, che il pericolo che ciascun comune corre in questo momento in provincia di Treviso come in altre province è più di gran lunga maggiore di quanto correrebbe se avesse la piattaforma ecologica. Prendiamo Conegliano, abbiamo scoperto che in una certa parte di Conegliano veniva sepolto evidentemente in maniera non lecita del materiale pericolosissimo. In molti comuni della Marca, credo in quasi tutti, succede la stessa cosa. Ecco, i comuni stanno correndo un pericolo oggi di gran lunga superiore anche a Conegliano che se non avesse la piattaforma ecologica. Che cosa bisognerebbe fare? Che cosa bisognerebbe fare soprattutto da parte degli enti pubblici, della provincia? Ma sa, la provincia ha fatto la sua parte, chiede ai comuni di indicargli dove poter destinare la somma ingente che con ogni probabilità ci verrà data per costruire un impianto che raccolga questi rifiuti. Io non voglio giustificare assolutamente coloro che tentavano di nascondere questi veleni. Certo sarebbe più facile condannarli o più duramente condannarli se noi potessimo indicar loro un luogo dove questi rifiuti potessero essere portati senza che il costo del trasporto fosse proibitivo. Dovremmo aspettare altri morti? Pare che bisognerà che la gente si convinca che così non si può vivere, cioè che così è pericolosissimo vivere e che la piattaforma è ancora la soluzione migliore. Grazie.
Beh, devo dire intanto che, a parte che sono un po' più di sale e pepe, diciamo, i capelli sono sempre quelli, quindi è già un bel... Sì, è vero. Molto giovane, intervista a Lino Innocenti sulla cronaca, insomma, voglio dire, Beh, intanto devo dire che Lino Innocenti era mediaticamente uno dei più bravi. E soprattutto non si nascondeva quando c'erano dei fatti difficili da dover commentare, anche delle situazioni politiche. Io poi ricordo anche di essere stato con altri colleghi a pranzo con lui, e quindi era anche un personaggio molto simpatico e molto diretto, devo dire, quindi da quel punto di vista eri facilitato. Poi certamente dovevi essere all'altezza, perché altrimenti questi, come si dice a Roma, te se magnavano. Appunto. Allora andiamo velocemente perché abbiamo tante cose da vedere. Allora qui siamo partiti dall'intervista, diciamo così, con un po' di timore con Fraiese. Passiamo all'intervista di cronaca, dove doveva essere preparato con una persona che insomma ci sapeva fare. Poi ti mandano anche in giro per tutto il Veneto, perché ad esempio adesso ti sparano a Cortina il Lisetto e il C11 a parlare di musica. Adesso lo vediamo. Asolo Musica ha esteso i suoi confini a tutta la regione, è diventata Veneto Musica, e le manifestazioni musicali che finora interessavano soltanto il centro asolano si estendono alle principali località della regione. Sta per nascere Cortina Musica. Il primo vagito, sotto forma di pentagramma naturalmente, lo avremo il 21 agosto, quando nella sala congressi dell'Hotel Savoia inizierà la prima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti cameristi del mondo, dal nostro solista di viola Bruno Giuranna, al trio Bosar, all'Ottetto di Berlino, ai solisti da camera di Salisburgo. I repertori prevedono i grandi di tutti i tempi, da Rossini a Beethoven, a Mozart, a Schubert e Debussy. Il festival si svolgerà in concomitanza con la 9ª edizione degli incontri di musica da camera di Asolo, e in entrambi i casi ci si muove lungo i binari della grande tradizione musicale centroeuropea. Ma non c'è il rischio, chiediamo al segretario di Veneto Musica Attilio Zamperoni, che la manifestazione di Cortina diventi una brutta copia della riuscita manifestazione asolana? No, non credo possa essere una fotocopia di Asolo Musica, perché io credo in una regionalizzazione delle iniziative. Per noi è stato un grande piacere e un grande onore essere accettati a Cortina, soprattutto grazie al sindaco che ha capito perfettamente quali erano e quali sono le nostre intenzioni. L'appuntamento è quindi con la musica da camera, che è mitteleuropea, ma grazie a queste manifestazioni è sempre di più veneta. Allora, nota a margine, l'intervista a Innocenti durava 1 minuto e 35, questa dura 1 minuto e 31, proprio tu sei nella media 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 40. Sì, però ripeto, anche l'interlocutore aiutava molto, perché anche Attilio Zamperoni era un personaggio molto bravo a livello mediatico e poi una persona molto simpatica. Ecco, qui mi piace ricordare di nuovo Roberto Paris, che aveva montato queste immagini e che è stato veramente un amico. E poi Zamperoni stesso, che era una persona di grande simpatia. Si dice che spesso gli uomini che si occupano di queste cose di cultura sono poco simpatici, vivono in un mondo tutto loro. Per Attilio Zamperoni non era così. Devo dire che comunque quella volta ci hanno sparato a Cortina, perché le riprese le avevo fatte io, me ne sono accorto adesso. E poi volevo anche dire un'altra cosa, non so se avete notato, nel primo blocco abbiamo dato il titolo Televisione per passione, raccontando di te. Adesso invece abbiamo fatto la passione in televisione. Cambia poco, più o meno nel senso, perché sì, tu sei questo e lo ma si non sente. Solo io. Ma oggi tutta stasera una parliamo di te, insomma, via. Allora, delle volte invece tu facevi i pezzi anche se non c'erano le interviste, oppure perché ci andavo io, ci andava qualcun altro e per 1000 motivi portavi a casa le cose. Qui ad esempio abbiamo un servizio con Goria, il set, il C12, che parla ai commercianti. Tu prendi il pezzo e lo costruisci sulle immagini e soprattutto sull'audio che ti portavamo noi a casa. Vediamolo, poi lo commentiamo. Per far aumentare i prezzi non c'è niente di più sicuro di dire che i prezzi aumentano. Lo ha affermato il ministro del Tesoro e del Bilancio Giovanni Goria, incontrando a Vittorio Veneto i rappresentanti dell'Associazione Commercianti ed Esercenti. Goria ha fatto un giro nella Marca proprio per incontrare gli operatori economici, soprattutto le piccole realtà, fermandosi a Montebelluna, appunto Vittorio Veneto e Oderzo. Esistono delle preoccupazioni nella scena economica italiana, soprattutto di riflesso allo scenario internazionale. Negli Stati Uniti si stanno radicando squilibri importanti, ha detto Goria, che devono per forza essere risolti. Il problema è come. L'Italia attualmente sta lavorando per risolverli in uno scenario mondiale di sviluppo elevato
ed è quello che si vorrebbe fare con il vertice dei 7 che si svolgerà a Venezia nel prossimo giugno. Quello che si intende evitare, ha sottolineato il Ministro, è uno scenario di sviluppo modesto. Il nostro paese, secondo Goria, è troppo piccolo per poter dominare le preoccupazioni sulla scena economica internazionale, ma troppo grande per non subirne effetti negativi. Rivolto ai commercianti, preoccupati per la pressione fiscale, Goria ha sottolineato la difficoltà di introdurre qualche spicchio di razionalità in un momento come quello attuale, contrassegnato da un dibattito che assume talvolta toni accesi. Per il Ministro del Tesoro, un operatore economico ha titolo di essere posto nelle condizioni di schierare tutta la propria capacità libero da ostacoli. Gli operatori economici possono aiutare il governo a fare anche l'interesse del commercio, secondo Goria, riproponendo le ragioni di un'analisi corretta della situazione economica. Senti, ma l'attacco alla Catalano? L'ha detto lui, sono frasi sue. Ecco, in quel caso lì ti arrivava il materiale grezzo, lo sbobinavi e in base a quello poi riuscivi a costruire. Esatto, magari ti arrivava anche una pezza d'appoggio, un comunicato stampa, oppure parlavi con l'addetto stampa, gli telefonavi, l'addetto stampa magari non di Goria ma di Falcer, di Tina Anselmi, e poi costruivi, perché insomma un po' di mestiere ce l'avevi, masticavi un po' di politica da un punto di vista proprio del cronista e si faceva il pezzo. Oggi purtroppo è diventato un metodo, così come è diventato un metodo, mi spiace dirlo, non riguarda, è un discorso generale quello che faccio, il fatto che il giornalista faccia tutto, cioè tu sei di estrazione, sei nato operatore, quindi sai come si fanno le riprese. Altri sono nati giornalisti ma si trovano costretti a fare le riprese delle conferenze stampa, si perdono un pezzo della conferenza stampa per forza perché sono impegnati a fare le riprese, poi come, chiaramente insomma, come sono capaci di farle, magari in maniera amatoriale un po' meglio se hanno fatto qualche corso, però comunque il pezzo non verrà mai benissimo perché ti sei perso una parte della conferenza stampa. Sì, nel senso che lì devi partire dalla strada rovescia. Cioè esatto. Il fatto che noi ti portavamo le immagini grezze e poi tu le sbobinavi ci ha addestrato, no? Quando prima Fraiese parlava dei sergenti, ci ha addestrato a accendere l'orecchio quando c'erano dei passaggi che potevano diventare interessanti. Noi due abbiamo inventato una tecnica qui ad Antenna 3. Vabbè, dai, racconta. In genere, quando succedeva una cosa all'ultimo momento, prima si faceva lo stand-up che chiamavamo direttina, cioè c'era il giornalista che si metteva davanti al fatto che succedeva e raccontava quello che era successo. Siccome non volevo apparire tanto in video durante i servizi, perché qualcuno, siccome ero giovane, si era un po' lamentato di questo, ho detto mi invento un'altra strada. E allora ci inventammo il premontato o audio dub. Cioè l'operatore, in questo caso Lucio, faceva delle riprese come se si trattasse di un servizio già montato e poi io nel frattempo scrivevo a mano il pezzo in macchina, in oversound, in overvoice, lo registravo in modo tale che veniva fuori un pezzo perfetto che andava in onda. L'abbiamo fatto con i consigli comunali, l'abbiamo fatto con gli incidenti stradali, poi lo hanno fatto anche altri, ma noi siamo stati i primi a usare questa tecnica, almeno ad Antenna 3. Sì, anche perché era una particolarità che riusciva a darla un certo tipo di registratori che non veniva quasi mai usata. Adesso nell'epoca dei computer fa sorridere, sì, perché sarebbe la normale. Però a quel tempo, vi garantisco, non era facile, bisognava ingegnarsi, anzi inventarsi. Del resto la televisione, sì, nel locale abbiamo cercato di inventarla il meglio possibile. Senti, il tempo sta scivolando via, però io a questo punto devo far vedere una cosa particolare. Andiamo all'inserto 08, Alessandro, perché Davide Camera, oltre che essere telecamera quando faceva il telegiornale, era anche camera sport, perché una delle cose che ti piaceva fare, io secondo me con quello. Sì, funzionava perfettamente, era lo sport. Quindi inserto 08, Davide Camera ci parla di calcio e di calcio Treviso e non solo. Sentiamolo e vediamolo. Ritornerai, lo so, ritornerai. Immagini di gioia che mettono addosso una certa tristezza riviste oggi. Era il 13 maggio di 3 anni fa. Battendo per 5-1 il Pro Aviano, la Piavigina veniva promossa alla Serie C2. Ora la squadra di Pieve di Soligo è ritornata nel limbo dell'Interregionale a fare compagnia all'Orceana e all'Oltrepo che ieri l'ha battuta per 3-1 sul terreno di Stradella. Finisce un triennio fatto di momenti a volte esaltanti e a volte meno. Un triennio che nel suo ultimo terzo è cominciato male e neppure la marcia giusta imbroccata verso la fine dopo il cambio di allenatore
è servita a molto. Diciamo allora arrivederci alla Pievigina, augurandoci che queste immagini tratte dal nostro archivio si possano rinnovare l'anno prossimo. Mors tua vita mea, dicevano cinicamente i latini. Per la legge dei numeri il Montebelluna, pure sconfitta a orzi nuovi dall'Orceana, si è salvato. Ma è il momento degli arrivederci anche per il Treviso, congedatosi dal proprio pubblico con questa rete di Renna, che al 9° minuto di gioco ha dato gli ultimi 2 punti ai biancocelesti contro il Pordenone. L'arrivederci qui è di un personaggio nel bene e nel male, sempre alla ribalta delle vicende calcistiche trevigiane. Ivan Romanzini, per 2 campionati alla guida della compagine. Un allenatore molto criticato, alcune volte a ragione, altre a torto. Sentiamolo al microfono di Domenico Basso parlare di questa sua esperienza trevigiana. Questa squadra, cambiata in gran parte, ha trovato subito delle grosse difficoltà, in quanto 2 squadre sono partite in maniera importante, che hanno, non dico chiuso, però subito compromesso per altre il campionato di vertice stesso. Però direi che siamo venuti a mancare un pochino anche noi a livello di contesto tecnico, ma d'altra parte quando si cambia molto è anche difficile reperire sempre tutto giusto. Ripeto, recriminare è sempre facile dopo, l'importante era creare qualcosina, e questa squadra forse ha subito il peso di una responsabilità che non era in grado forse di sostenere in un contesto anche un po' particolare. Anche a Romanzini dunque un arrivederci, magari lo rivedremo come trainer di una squadra avversaria del Treviso di Salvori, che arriverà mercoledì a firmare. È il momento degli arrivederci alla fine di un campionato forse meno bello dei precedenti, ma anche frenato dalla superiorità di Ospitaletto e Pavia. Il terzo posto è andato al Mestre, una soddisfazione platonica in vista della fusione. Per tutti gli altri, appuntamento al prossimo campionato. Una partita importante? Allora, dovete sapere che insomma all'epoca l'allenatore Ivan Romanzini non è che avesse un rapporto proprio bellissimo, idilliaco con chi vi parla e in generale forse con i giornalisti sportivi. E questo un po' mi dispiaceva, perché tra l'altro il direttore sportivo era Nico Zambianchi, che era una persona bravissima e competentissima di calcio. Io ricordo una cosa molto particolare, qui la voglio raccontare, perché allora mi sono trovato a fare le telecronache. Io non sono capace di fare le telecronache, il mio limite, non sono un radiocronista, non sono un telecronista, sono principalmente un conduttore. Mi sono trovato a fare le telecronache. Bene, c'era uno spettatore, non so se fosse in tribuna o nelle gradinate, che ogni volta, a ogni situazione, gridava "Romanzini vattene", sempre. Una volta il Treviso ha vinto, alla fine della partita questo, adesso cerco di imitarlo con "Romanzini vattene lo stesso", ecco, proprio era fissato. Vabbè, io ero niente rispetto a lui. Senti, il nostro tempo è scivolato via, purtroppo molti servizi li vedremo un'altra volta, però l'ultimo servizio che ti voglio proporre e che non ti ho anticipato, Lo so, è il servizio, è il C16, no, non devi aver paura, è il C16. Guardalo, guardatelo e soprattutto ascoltalo. Vediamolo insieme. Bravo Vasco, in 7.000 al Palaverde per sentire un cantautore che non si può più definire l'idolo del momento. Ormai Vasco Rossi, più vicino agli Anta che ai 30, è uno dei cantautori italiani più affermati. Sarà per quella vita spericolata che ha cantato a un festival di Sanremo, facendo inorridire uno scrittore veneziano che ha avuto l'involontario merito di farlo conoscere al grande pubblico. Sarà perché diceva quello che i giovani volevano sentirsi dire. Fatto sta che Vasco è oggi, forse dopo il Paolo Mondial, il Rossi più conosciuto d'Italia. Un concerto alla grande, ma contemporaneamente misurato a pennello sulla sua taglia. La Steve Rogers Band, sua creatura, ad accompagnarlo nelle canzoni e nelle piccole follie che hanno reso ancora più gustose queste 3 ore di musica. Vasco Rossi ha cantato tutto il suo ultimo album, aprendo il concerto con Come una favola. Poi con Brava Giulia, canzone dedicata ad una donna che non delega ad altri la propria vita. Altra canzone molto gustosa, Blasco Rossi, dedicata a certi ben pensanti che, quando Vasco diventò un big, cercavano di far desistere i propri figli dall'ascoltare quello che diceva. Con gli anni anche Vasco Rossi è però maturato, lo dimostra il fatto che, ascoltando il suo ultimo disco, C'è chi dice no, alle volte pare di sentire, per la qualità degli arrangiamenti, delle canzoni di Lucio Battisti, più che di quello che ci aveva abituato alle bollicine o a canzoni d'amore come Una canzone per te, semplici ma dolcissime. Ma dal vivo Vasco ha dimostrato di essere sempre lui, un po' matto e giovanissimo a scapito della carta d'identità, con un pizzico di nostalgia quando dopo tanti bis ha cantato Alba Chiara, ed era Notte Fonda.
Perché te l'ho proposto? Lo so io perché, ma non lo possiamo dire in trasmissione. Dai, lo diciamo un po' così. Allora, dovete Perché? sapere che il qui presente Lucio Zanato ha un mito professionale. Come il mio poteva essere Paolo Fraiese, il suo era uno dei fondatori di questa struttura, Giulio D'Arè. E allora io avevo fatto un centone. Che cos'è un centone? Un centone è una canzone riscritta con un altro testo, cosa che faceva Dino Verde, ma insomma io non arrivo a questi livelli. Ne avevo fatto 2 dedicate appunto a questo sillogismo. Allora, una era l'immensità, che era diventata l'immensi Giulio, imitavo Johnny Dorelli nell'occasione, e l'altra era Bravo Giulio, e da qui avete capito tutto. Comunque, tornando seria, parlando di questo pezzo, devo dire che quello che scrissi allora potrei scriverlo tranquillamente anche adesso di Vasco, quasi, insomma, con qualche piccola modifica. Senti, non c'è altro da dire. Io devo dire che mi sono divertito un disastro. Allora ci rivediamo. E ci rivediamo un'altra volta. Intanto grazie a Davide Camera, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte affronteremo invece la Camera di Commercio e il mondo degli artigiani. Dopo la pubblicità. In quest'area di 250.000 metri quadri, situata nei pressi dell'aeroporto di San Giuseppe, sorgerà una città dei servizi. Nella provincia di Treviso oggi mancano infatti i servizi che potrebbero dare una maggiore competitività alle aziende locali, come una banca dati con collegamenti internazionali, un centro di commercializzazione permanente, una sala prove per i materiali, un laboratorio di analisi chimico-merceologiche ed inoltre, siccome oggi l'impresa deve per forza di cose aiutarsi con il computer, un centro CAD-CAM. Abbiamo sintetizzato quello che sarà Treviso Servizi, al momento un progetto unico in Italia, che è stato oggi presentato da Antonio Romano, presidente della Camera di Commercio. Questa Treviso Servizi è un servizio, scusate il bisticcio, che bisogna assolutamente dare alla imprenditorialità trevigiana, perché se noi non daremo questo tipo di servizi non potremo creare nuovamente posti di lavoro, non potremo aumentare il fatturato. Le nostre aziende a metà 1986 hanno un fatturato all'estero di 3.000 miliardi. I servizi sono necessari per un salto di qualità che, di fronte ad una realtà emergente come quella industriale della marca, si rende necessario. Il progetto di Treviso Servizi verrà messo in pratica a partire dal prossimo anno. Sarà innanzitutto realizzato il centro CAD-CAM. Era il 17 luglio del 1986, presidente Mario Pozza, attuale di Camera di Commercio. Che fine ha fatto Treviso Servizi? Purtroppo Treviso Servizi è rimasta una cattedrale nel deserto. Era un bel progetto, un progetto visionario con una logica che purtroppo non è stato mai portato a compimento. Quello che mi rammarico è che poteva dare uno sviluppo non solo alle imprese ma anche alla Treviso stessa, perché Treviso è fuori dall'asse strategico della viabilità, è fuori da quell'asse strategico che ha fatto crescere metti Padova, Vicenza, Verona in un certo modo. Noi siamo cresciuti comunque lo stesso, però lì poteva essere una grande opportunità, perché la visione di quel tempo era quella di portare al centro servizi il CAD-CAM, che adesso direi è pane quotidiano, ma però per quell'ora era una cosa avveniristica. Portare Treviso Tecnologia, la società in house della Camera di Commercio, sulla certificazione e sui laboratori di analisi per quello che riguardano i vini. E poi c'erano le opportunità anche per una probabile fiera. Ecco perché c'è uno spazio ampio, vediamo se il nostro Alessandro Granziera ci fa rivedere le immagini del servizio, perché vale la pena. Tra l'altro quando è stata presentata non sapeva bene neanche dov'era, perché se date un'occhiata al servizio vedete che facciamo vedere un pezzo di Noalese e tra l'altro la Treviso Servizi è molto più avanti, adesso che poi c'è anche la strada di adduzione, rispetto all'area che riprendevamo, perché veniva ripresa verso, diciamo così, verso sud, in realtà è verso nord rispetto alla Noalese. Ma quell'area lì, ecco questa qui adesso non c'è più, perché tutta quest'area qua adesso c'è tutto un supermercato, un centro commerciale, siamo completamente fuori dall'area, quindi non si sapeva bene neanche dov'era, dove doveva sorgere. Ma quell'area lì rimane comunque strategica adesso ed è in questo momento inutilizzata. Qui vediamo proprio il disegno. Che prospettive ci possono essere, viste ad oggi
dal Presidente di Camera di Commercio? Ma dal mio punto di vista potrebbe essere rimessa in circolo, tra virgolette, uso questo termine, portando un po' qual era anche il progetto iniziale, quello della certificazione, quello della ricerca legata al mondo dell'impresa. Noi abbiamo un settore produttivo molto importante, Treviso è una provincia fortunata, Treviso, e ci metto anche Belluno in questo caso, perché abbiamo più distretti industriali, dalla tessile all'acciaio, all'agroalimentare, allo sport system, al mobile, e quindi tutti questi settori hanno bisogno sempre di un'evoluzione, hanno sempre bisogno di certificazioni. E noi abbiamo ad esempio i laboratori di Oderzo del CERT che sono decentrati rispetto a quali che è l'utilizzo, perché non è un laboratorio locale, ma è ormai un laboratorio a livello regionale e a livello nazionale. E quindi l'idea che noi abbiamo è quella di cercare un'area più centrale. Lì potrebbe essere quell'area, ne ho già anche accennato a suo tempo il sindaco Conte ancora tempo indietro, di rilancio di tutta quell'area, perché è nell'asse strategico proprio vicino alla tangenziale, con l'aeroporto che rispetto a quella volta adesso è un aeroporto che porta oltre 3 milioni di passeggeri, un tessuto industriale direi di prim'ordine, sia trevigiano che bellunese. L'economia è molto cambiata e in quell'area lì si potrebbe investire in questo modo. Quindi un centro di formazione, adesso ci sono anche tanti... Ma non è che sia un'area troppo grande per cui tutte queste cose, cioè voglio dire, ormai la tecnologia è talmente piccola, talmente ridotta che un'area così ampia risulta un po' sprecata, no? Beh, certo, un'area vincolata non si occuperanno o si potrebbero occupare assolutamente tutti quegli spazi, però si potrebbero realizzare. Perché ci sono quelle condizioni che ho detto. Ci sono gli assi viari. Ci sono gli assi viari, ci sono le industrie e c'è la necessità poi di tutto questo. E quindi riconvertire un'area dismessa che ha avuto solo un po' di notorietà quando c'è stato le edizioni dell'Home Festival e quando è diventato centro per i vaccini. Ma allora la domanda successiva è pensare invece, poi parleremo anche di Antonio Romano, il suo predecessore, cosa ne pensa. E dicevo, ma Treviso non avrebbe bisogno di una fiera, oppure siamo già oltre? Ma direi che ormai siamo già oltre, vediamo che le fiere, soprattutto in Veneto, ci sono delle criticità, a Longarone stessa, la fiera di Padova, la fiera di Vicenza che si è fusa con la fiera di Rimini, Verona... Mi piace il termine si è fusa, non che di fatto è stata comprata, mettiamola così. Mettiamola così, ecco. E la fiera di Verona che ha una sua identità che però sempre direi è a rischio perché Milano con l'Expo ha avuto una grande esplosione, la fiera di Rho ormai è una fiera internazionale molto importante, Rimini assieme a Vicenza lo stesso e quindi direi siamo un po' accerchiati. Siamo circondati insomma. Siamo circondati e quindi una nuova fiera è impossibile al giorno d'oggi. Poi ci sono ormai degli strumenti, ad esempio noi come sistema camerale abbiamo una digital room nella fiera di Padova dove mettiamo a disposizione delle imprese tutte quelle che sono le opportunità delle tecnologie del giorno d'oggi per presentare i propri prodotti. Quindi perché traduciamo per chi non è proprio del mestiere, una sorta di fiera digitale dove uno non va in fiera fisicamente ma però può vedere i prodotti, può dialogare con i venditori come se fosse in fiera. Con tutto il mondo. Però diciamo così, con un avatar magari addirittura. Beh, vabbè. E poi non dimentichiamo, abbiamo la fiera di Pordenone a pochi chilometri, quindi ormai di fiere... Non cita la fiera di Santa Lucia, perché? Perché sono due fiere completamente diverse, Santa Lucia, Godea Sant'Urbano e San Donà, perché sono fiere all'aperto che hanno una loro... degli eventi molto contenuti rispetto a quelli che possono essere le potenzialità che una fiera dovrebbe avere, perché poi non dimentichiamo che queste fiere hanno dei costi, l'IMU che si deve pagare sono costi, quindi se tu nella fiera non hai un'occupazione dei padiglioni e non li metti a frutto, sono costi che vanno a gravare nella gestione. Perciò è difficile. Santa Lucia ha una sua vocazione legata al mondo dell'agricoltura, le piccole fiere con recupero anche di quelli dei siti industriali che c'era prima, che va bene per quella logica. Pensare ad altri ampliamenti la vedo insomma Però devo dire, la Camera di Commercio a suo tempo aveva già buttato un'idea, io adesso la porto nell'84, l'inserto è il 20, Alessandro e Francesca ottimi come sempre in regia, perché la faccio vedere all'interno della Camera di Commercio
Treviso Vino, cioè siamo nell'84, qui stiamo già ragionando stile Vinitaly. Sì, direi che era quasi un precursore del Vinitaly. Tra l'altro se date un'occhiata, qui per scritte Prosecco ce ne sono ben poche. Sì. All'epoca il Prosecco era ancora sconosciuto, non è come certamente adesso che arriviamo quasi a 900 milioni di bottiglie e la borsa di Treviso è una borsa nazionale proprio per il vino spumante. Treviso, grazie ai suoi imprenditori e le sue produzioni, poteva diventare sicuramente una città, una provincia di attrazione per diversi settori, come ho detto prima. Rivedere la Camera di Commercio oggi e vederla lì con queste presenze, con queste esposizioni, perché questa è la sala contrattazioni, giusto per chi non c'è mai stato in Camera di Commercio, che effetto le fa? Se non fosse per la moda, che si vede che è una moda degli altri tempi, fa sempre un bel effetto e direi che potremmo essere anche nei giorni attuali. Ecco. Sì, a parte che l'esposizione mi pare che è un pezzo che non ne facciate più. Adesso esposizioni ci sono pochissime perché ci vogliono grandi spazi, anche perché costa all'impresa fare delle esposizioni, quindi ci vogliono dei saloni molto grandi, nonostante il salone della borsa sia grande. E poi è cambiato tutto il modo di fare nel promuovere i propri prodotti, nel promuovere la propria azienda, che quindi ci vogliono, oltre che ai saloni, dietro i saloni ci vogliono le tecnologie per accompagnare l'impresa negli stand e quindi è impossibile farlo in Camera di Commercio. Tant'è vero che voi ci avevate provato con l'idea di partire da qui per magari arrivare a fare un Vinitaly trevigiano? Ma poteva essere, perché insomma poi lo sappiamo, la vocazione c'è, non c'è solo il vino ma c'è tutto quello che serve per produrre il vino, quindi c'è una tecnologia, una forza lavoro importantissima anche occupazionale e quindi qui veramente a Treviso, ancora adesso poi ci sono tante delegazioni che vengono a vedere proprio il sistema Treviso legato al mondo del vino, al mondo della produzione di attrezzature, avendo anche una geografia che tu passi dalle colline alla pianura, quindi anche una ricerca delle attrezzature e dei mezzi di lavorazione molto, molto particolare che io insomma porto delegazioni da tutto il mondo a vedere. Però fa specie vedere questa esposizione di vini in Camera di Commercio, siamo oltre perché qui siamo 39 anni fa, voglio dire, non è che siamo... Sì, è passato di tempo, però lo spazio è importante, quello che voi avete in cambio dello spazio delle contrattazioni in centro a Treviso, nel cuore della città, perché ed è uno spazio ambito, perché adesso, qui poi vediamo, qui potremo fare una puntata sul vino solo per vedere che le marche, le tipologie, appunto. Però torniamo in studio, Alessandro, perché volevo far vedere al nostro presidente l'inserto numero 19 per dire appunto che questo è uno spazio ambito ed era ambito sin da quel tempo, addirittura andiamo proprio a 40 anni fa perché è il 1983, qui invece di vino si parla di pasticceria, quindi è uno spazio espositivo per le aziende del nostro territorio. È uno spazio che potrebbe essere ripreso, so che voi dovete pensare a una ristrutturazione, state pensando a una ristrutturazione, c'è la possibilità di pensare a una mini fiera? No, non c'è possibilità perché anche se questo spazio è uno spazio direi abbastanza grande, però è sempre piccolo e quindi le imprese del territorio già sono conosciute e quindi tu hai, si può dire, una mostra locale e non c'è un'opportunità per l'impresa per mostrarsi al mondo. Come dicevo prima ci vogliono strutture dietro le quinte. Eccolo qua. Ecco. La pasticceria poi c'è stata la mostra del pane, poi ce ne sono state tantissime mostre, ogni 2 settimane ce n'era una dedicata però ai nostri imprenditori. Sì. Ecco, qui poi vediamo un po' di volti, il prefetto Scivoletto, il presidente della Camera di Commercio. Ecco, visto che ce l'abbiamo qui, come lo giudica il presidente Romano? Ma direi che Romano è stato... Poi voi venite tutti e due dallo stesso posto, da Motta di Livenza? Tutti e due da Motta di Livenza. Lui con una storia da artigiano, da insegnante di scuola della professionale Leppedo Rocco, artigiano e poi a imprenditore con l'elettronica veneta. La mia è una storia di artigiano che poi insomma sono arrivato alla guida della Camera dopo aver avuto un ruolo associativo
E direi che è stato uno dei presidenti più dinamici, che aveva una visione internazionale grazie proprio anche all'esperienza che lui aveva come imprenditore, legata al mondo della formazione, al mondo delle attrezzature per le scuole. E di conseguenza questa lui l'ha trasportata nel suo ruolo di amministratore e ha dato un'ampia visione al mondo dell'impresa, anche con, come si diceva, con la presentazione della Treviso Servizi avveniristica, però mettendo a frutto la sua esperienza. Lei appunto riesce a parlare perché poi lei è presidente di Union Camere, gira tutto il mondo portando diciamo il Made in Italy in giro per il mondo, non più solo il Made in Treviso. Che differenza c'è, diciamo così, in termini cioè Antonio Romano a quel tempo aveva le stesse opportunità che ha lei adesso? Dal punto di vista delle relazioni sì, perché ovviamente hai un ruolo che ti permette di avere dei contatti e delle relazioni in maniera diretta, perché le Camere di Commercio hanno un suo scopo che il governo che la legge nazionale dà alle Camere, che è quello di promuovere l'economia. Certo è che dopo dipende da uno quanto si impegna nel portarlo nel ruolo del Presidente, a mettere a frutto questa opportunità che può dare alle imprese del territorio. Ma la domanda che le faccio è: lei è diventato in questo momento, diciamo, in questi ruoli apicali perché Treviso è diventata più importante rispetto a Antonio Romano, oppure perché diciamo così è caduto il tabù per cui chi va a rappresentare l'Italia per il mondo non necessariamente deve essere di grandi territori come Lombardia o per non dire Milano, perché voglio dire Treviso sì, ha cominciato ad essere conosciutissima Treviso, da qui in poi, cioè dagli anni 80 in poi, voglio dire, no? Ma Treviso ha fatto direi la storia della piccola impresa, ecco, tra le province venete assieme a Vicenza è quella che maggiormente incarna il modello nord-est, fatto di piccole imprese, di imprese artigiane e di alcune imprese leader, non importanti senza far nomi, dallo sport system all'impresa. Ma questo le ha permesso di poter ambire a questo tipo di... Perché poi immagino che quando c'è un'elezione uno dice vabbè, io conto per un territorio che rappresento. Allora c'è una differenza. Antonio Romano, lui era nominato dal Ministero dell'Industria a suo tempo, quindi era una nomina ministeriale, come tutti i presidenti delle Camere di quell'epoca. Invece dal 1986, con la riforma delle Camere di Commercio, l'elezione viene fatta nel territorio, cioè non è più per nomina ministeriale, quindi è il mondo economico che esprime il Consiglio Camerale e il Consiglio Camerale a sua volta esprime il Presidente e la Giunta. Tanto vediamo la Camera di Commercio del 1984, che non è cambiata per niente. No. Proprio, ecco, non c'è più il bar, ecco, mettiamola così. E il PAM ha cambiato le insegne. Per il resto potrebbe benissimo essere una ripresa di ieri pomeriggio. Infatti la Camera di Commercio, quando è stata ricostruita nel dopoguerra, dal 1953, esternamente non è cambiata proprio. Adesso è diventato bene storico o No, finisce no. come la provincia di Treviso, la sede di via Cesare Battisti, che è stata pressoché demolita? Non ha vincoli storici se non solo che quello della facciata e basta. E quindi allora adesso cerchiamo di spoilerare un po' di novità. Nel progetto che voi avete di ristrutturazione cosa fate? Demolite tutto? No, non demoliremo tutto perché c'è... allora la piazza, la Camera di Commercio una volta stava nella piazza Borsa. Con il bombardamento è stata distrutta e quindi è stata spostata dietro verso i giardini di Sant'Andrea. C'è il palazzo ricostruito e a fianco attaccato al palazzo ci sono un palazzetto storico che però è rimasta solo alla parete e basta. Di storico all'interno non c'è niente, anzi la peggior cosa che si è fatto negli anni 50-60, queste brutte ricostruzioni che non lasciano niente nella storia. E il palazzo sembra un palazzo unico, invece è un palazzo costruito sono tre palazzi messi assieme. Pensa. Ecco. È un palazzo che ha bisogno di una forte ristrutturazione, che però considerando i costi di gestione che ci sono nel riscaldare, nel raffreddare, perché ancora abbiamo soffitti altissimi, cioè ha tanto volume e pochi metri,
e con delle criticità importantissime di stabilità, ma anche di uscite di sicurezza che non ci sono, ascensori per i disabili, ascensori normali, quindi è una serie di criticità che al giorno d'oggi lo rendono proprio obsoleto. E quindi questa ristrutturazione che ci sarà una ristrutturazione di tipo moderno, insomma, come si vuole adesso, con tecnologie di ultima generazione e che soprattutto guardi al riscaldamento, quindi alle emissioni in atmosfera, ai servizi per le persone che portano disabilità, e sarà una parte dedicata alla Camera di Commercio e una parte sarà messa a frutto, perché una ricostruzione di un palazzo così ha un impegno economico importantissimo. E sarà messo a frutto con altre attività? Allora? Con altre attività, sì, porteremo altre attività. Piazza Borsa è una posizione direi strategica, perché da lì tu puoi andare in Calmaggiore, puoi andare in via Toniolo, quindi puoi andare in via Manin. Ci dobbiamo aspettare una galleria commerciale dentro? Una piccola galleria che sfocia nei giardini di Sant'Andrea, che quindi recupereremo anche quella parte dei giardini che al giorno d'oggi... È vero che vuoi fare anche l'asilo? Ma sull'asilo bisogna vedere gli spazi, perché ovviamente... Un asilo in pieno centro non sarebbe male, è anche un incentivo a riportare un po' di natalità in centro, perché mi pare di capire che se va avanti così diventiamo tutti vecchi e basta. Sì, speriamo, insomma... Speriamo di poter realizzare il più possibile anche un comfort per il nostro personale, questo sì, però dipende un po' da come da cosa si sta lavorando nei progetti, perché c'è parecchia richiesta di questi spazi, tanti magari per curiosità, per sapere, però indubbiamente, come dicevo, essere rimasti in Piazza Borsa vuol dire portare vita in centro, vuol dire mantenere vive le attività. Sappiamo che i negozi chiudono, invece se ci sono attività convegnistica e altro, questo aiuta molto. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte vedremo il Mario Pozza artigiano. Artigiani, una realtà a cui oggi si guarda sempre con maggior fiducia e speranza. Sono i rappresentanti di ben 14.000 aziende che si sono incontrati a Vittorio Veneto per festeggiare un lungo pezzo di strada percorsa insieme. 30 anni di associazione, dal 1956 al 1986. Hanno parlato dei loro problemi, della difficoltà di far fronte alle richieste del mercato e della burocrazia, che non sempre facilita, anzi, il loro difficile compito. A metà strada, tra il lavoratore autonomo e la grande industria, le piccole aziende artigiane si pongono come cerniera e ago di equilibrio nella dinamica produttiva. I loro meriti, è stato detto, sono tanti e grazie a loro, se continuano ancora certi mestieri, se i giovani guardano il futuro ancora con un po' di speranza. Hanno discusso di questioni particolari, di aggiornamento, di credito agevolato, di tutela ambientale, di iniziative per far fronte alla sopravvivenza della loro categoria. Da soli, ha commentato un relatore, si può fare qualcosa, insieme si può fare tutto. Questa mattina erano in tanti a festeggiare per esprimere anche la propria solidarietà alla linea seguita da chi rappresenta la loro associazione. Loro hanno fatto la loro parte e continuano a farla, adesso tocca ad altri. Era il presidente. E allora, adesso invece abbiamo la versione di Mario Pozza, ex presidente di Confartigianato. Quello invece che vediamo è un pezzo del 1987, per la precisione l'8 dicembre, di Tino Giacomini, e parla dei problemi degli artigiani. Ieri come oggi mi pare di capire che sono sempre gli stessi. Sì, non è cambiato niente. Burocrazia, difficoltà, accesso al credito, personale. Adesso Alessandro ci fa rivedere le immagini, un po' di nostalgia ce l'ha per alcuni amici che non ci sono più? Sì, ci sono tanti amici che non ci sono più, c'è il presidente Canzian di Vittorio Veneto, ho visto Battain, il presidente, suo predecessore.
c'è tanta gente. Ecco, ma io mi chiedevo prima, abbiamo visto anche l'ex sindaco di Venezia, Costante Degan, Sì. cosa ci faceva lì? Dove essere stato a quell'epoca sottosegretario, credo. Sottosegretario, sì. Ecco. Vedo Elio Battistella perché è morto pochi mesi fa. Ecco, ma gli artigiani di quel tempo, perché qui c'è scritto che le associazioni artigiani della Marca Trevigiana, differenza da Confartigianato? È la stessa associazione, solo che ha cambiato nome, perché come tutti i tempi ci si è adeguati di più alla comunicazione. Noi siamo Confartigianato, noi siamo perché sono ancora socio di Confartigianato, no? Siamo Confartigianato però artigiani della Marca, abbiamo tenuto la nostra identità e aderiamo alla Confartigianato nazionale. Però questi sono gli artigiani, quelli del grande sviluppo, gli artigiani che credono nella loro azienda, nella famiglia. Cioè, qui c'è la storia veramente della Treviso che è stata lanciata. Cioè, tanto di cappello a quelli che sono seduti, di quello che hanno fatto e di quello che hanno lasciato. Insomma, il vero nervo, la colonna vertebrale della nostra economia sono stati loro. Adesso li faccio vedere anche al lavoro, perché il nostro Alessandro nel frattempo che sentiamo, vediamo l'Istato 25, qui le immagini sono addirittura dell'81, tanto per dirne una. E allora, vedendo queste persone al lavoro in questa maniera, la colonna vertebrale che ha permesso quel benessere che abbiamo adesso? È quel benessere che ha permesso adesso non sarebbe più possibile vedere spazzolare, no? Così, senza mascherina, senza guanti, senza tuta, quindi ma poi è inimmaginabile. Faccio vedere altre 3-4 immagini. Però questi sono gli anni dei sacrifici, gli anni del grande boom che, dico veramente, questa gente ha dato il corpo e l'anima per un riscatto di questa terra che era, io lo dico sempre, la nostra terra era una fabbrica di manodopera, perché noi abbiamo esportato uomini e donne in tutto il mondo, uso questo termine, siamo la più grande comunità del mondo e nel mio ruolo di presidente delle Camere Italiane al mondo ho modo di vedere dove vado, ho fatto le Americhe questa primavera, adesso inizio con l'Asia e Australia in autunno, e incontrare la comunità di imprenditori che adesso hanno un ruolo con le Camere Italiane all'estero, dove sono ben radicati nel tessuto produttivo di questi paesi, e vedere questa gente che lavora in questo modo, capite che... Stavo giusto per dire, no? Però, non so, col disco fare proprio come se usasse una penna. Esatto, come usare una penna. C'era la padronanza, la maestria. Con l'occhio via, manichetta corta, anche se arriva qualche... E che adesso la tecnologia ha superato queste funzioni, perché adesso ormai non le fai più manualmente tante lavorazioni che vedi. Però alla fine la mano, l'occhio dell'artigiano, io gliel'ho presentato apposta perché parlare di artigiani non è facile, è più facile vederli, vederli all'opera, perché chi sa quanto è difficile lavorare il ferro o comunque, come dire, domarlo, mettiamolo proprio come vede, ecco poi questi, la saldatura così. Ma anche perché parlare di artigiani, tante volte c'è sempre il lato negativo, gli artigiani non pagano tasse, gli artigiani così, gli artigiani colà. Gli artigiani hanno una loro impostazione anche dal punto di vista fiscale, nel senso che la frammentazione di impresa è anche nella frammentazione societaria e quindi il reddito viene diviso all'interno della famiglia, e poi non ci sono più quelle evasioni che c'erano state negli anni, perché ormai ci sono gli studi di settore, ci sono i costi, cioè tutto deve collimare, e a volte dispiace vedere anche quando succede un fatto negativo ma è stata costruita in modo artigianale, invece di dire in modo rudimentale, parlo di qualche fatto, e si parla sempre, allora anche per le brutte notizie, se è un artigiano viene subito è un artigiano, se è un professionista, un avvocato, si ha un altro atteggiamento, e invece questa gente bisogna valorizzarla. Bisogna guardarla. Poi le rivediamo di nuovo, visto che proprio il nostro Mario Pozza ha parlato della nomea, di essere un po' evasori eccetera. Io adesso tornerei un attimo in studio, Alessandro. Guarda Arnaldo Brunetto. Adesso ci arriviamo. Andiamo all'Istato 26.
E andiamo a vedere un servizio che parla proprio degli artigiani che, come dire, sono un po' contro l'INPS. Qui siamo al 2 febbraio dell'87, sentiamolo insieme. Si sentono perseguitati, colpiti nei loro interessi da quando sono entrati nel mirino dell'INPS e dell'INAIL. Loro sono gli artigiani del Veneto che oggi, nel corso di un convegno svoltosi a Montellagip di Marghera, sono scesi sul sentiero di guerra contro i due istituti colpevoli di aver emanato un ingiusto provvedimento per il recupero dei contributi non versati dalla categoria. A scoccare la prima freccia contro INPS e INAIL, ma anche contro il governo, è Pierluigi Tapparo, il presidente della Federazione regionale dell'artigianato Veneto FRAB. Se l'è presa innanzitutto con l'attuale ordinamento previdenziale, vera giungla di cavilli e leggi. Nel marasma della previdenza, secondo Tapparo, è stata emanata una legge che prevede per il ritardo di un solo giorno del versamento dei contributi previdenziali una sanzione pari al 25% della somma da versare. Per ritardi superiori a 270 giorni la sanzione è del 200%. Per il presidente della FRAV questa è una legge intollerabile e vessatoria. Parole dure e pesanti, quindi, che hanno scosso la platea composta da numerosi parlamentari veneti. Per il segretario della FRAV, Giacomin, è necessario che il Parlamento riveda la legge. Gli artigiani non vogliono in sostanza sollevare un pretestuosa polemica, chiedono che si tenga nella giusta considerazione un settore di vitale importanza per l'economia del Veneto. Rivedere questi volti, ma Giacomin non era segretario di Confartigianato, cioè degli artigiani della Marca? Sì, poi ha cambiato ruolo, è diventato segretario generale della FRAV, Confartigianato del Veneto tuttora, e poi segretario nazionale di Confartigianato. Caspita. Quindi ha fatto una carriera... Quindi partiti da Treviso vuol dire che insomma sono come dire, cavalli vincenti, come si direbbe in gergo? Treviso è una buona fucina per anche personalità della politica, dell'economia, anche dello spettacolo. Quindi è una terra vivace in tutti i sensi. Beh, lei che poi sta girando il mondo, sta vedendo le altre terre, è un bel giudizio. Qui però abbiamo, diciamo così, l'applicazione dell'INPS, diciamo abbastanza, cioè se tu sbagliavi a dare il versamento, già il giorno dopo avevi il 25% in più da dover pagare. Voi vi sentite comunque nel mirino anche adesso? Ma nel mirino non più di tanto, perché insomma adesso ci sono controlli telematici, i controlli si possono fare benissimo, non serve più venire in Camera di Commercio per fare le procedure per iscrivere un'impresa o per depositare la dichiarazione di redditi, no, adesso lo fai tutto, come lo facciamo noi lo possono fare le forze dell'ordine per le verifiche e l'Agenzia delle Entrate. Certamente la tecnologia insomma, fa incrociare i dati. Quindi... Esattamente, certamente l'impresa artigiana, l'impresa commerciale paga le tasse, poche o tante le paga nel suo paese, non ha la possibilità di andare in Olanda, di andare in Irlanda, di andare nel-Liechtenstein, come lo fanno tante grandi imprese, magari anche qualche inglese di strada. No, non è un dato di fatto e non vuole essere polemica, anzi ci mancherebbe. Intanto Alessandro, facci vedere un altro po' di immagini di artigiani al lavoro, l'inserto mi pare 27, perché è interessante, credo che i nostri telespettatori a vedere queste immagini si rendono conto nell'82 come si lavorava e come lavorava un artigiano e come la mano faceva proprio la differenza. Qui ad esempio siamo nella manutenzione delle macchine, perché gli artigiani sono anche questo, insomma. Vediamo adesso le mani, siamo veramente in un altro mondo. Sembra preistoria, perché adesso se tu non conosci come funziona un computer o un iPad non ripari la macchina, perché adesso tu puoi riparare la macchina in camice bianco, ancora di più lo sarà tra qualche anno, quando nel 2035 entrerà in vigore solamente entrerà in vigore, insomma, ci saranno solo macchine. Stai rifacendo i freni, non so se no. Sì. A mano. Beh, insomma, voglio dire, sono immagini che però danno... Ma non è che troppa tecnologia poi ci renda schiavi? Cioè, voglio dire, nel senso che è vero, bellissime le macchine che parlano anche con te, che fanno qualunque altra cosa, eccetera, ma troppa tecnologia non rischia di far scomparire questa genialità nelle mani, che è quella degli artigiani? Ma il tema che si sta discutendo in questo momento, l'intelligenza artificiale che ci renderà magari schiavi o comporterà delle criticità. Questo sì, noi stiamo perdendo tantissimi maestri artigiani, cioè mestieri artigiani, perché purtroppo non c'è continuità d'azienda, perché purtroppo i giovani non vedono più il mondo dell'artigianato come un'opportunità che invece c'è, perché un bravo restauratore o un bravo meccanico ha sempre lavoro.
il calo delle nascite, poi... Parlando di restauratori, guardate che tipo di lavori facevano, di intarsio, in un paese con la storia come l'Italia, con la ricchezza che è architettonica, io non riesco a immaginare un'Italia senza il mondo dell'artigianato. Ma allora un giovane, ad esempio, potrebbe avviarsi verso il mondo dell'artigianato se sente di avere la manualità, perché ovviamente l'importante è avere la manualità, e c'è una struttura che riesce a guidarlo, oppure siamo completamente, ormai è finita un'epoca? No, è finita un'epoca, adesso noi vediamo anche nelle nuove iscrizioni alle imprese artigiane il livello culturale di scolarizzazione è molto più alto, direi che la maggior parte hanno il titolo di scuola media superiore e addirittura la laurea. Certo ci sono dei mestieri come il ferro battuto o l'arte fabbrile, ci vuole anche una cultura nel poter modellare e battere al martello le opere che tu vuoi vendere o il manufatto, e quindi bisogna lavorare molto, a mio avviso, di orientamento, cioè di far conoscere il mestiere artigiano, e poi soprattutto spiegare ai giovani che è meglio un mestiere artigiano, un'impresa artigiana, che una laurea che non ti conta niente. Cioè, studiare... Poi però uno che fa l'artigiano, quello che volevo capire, no? Cioè, qui ci vuole arte e manualità, nel senso che uno ci vuole manualità, soprattutto manualità. Poi può essere la vena artistica, uno che lavora il vetro, uno che lavora l'argento o l'oro o altro, però ci vuole una manualità. E da presidente di Camera di Commercio e da ex presidente di Confartigianato, per i giovani c'è spazio? C'è tantissimo spazio. E anche, voglio dire, remunerato? Oppure c'è tantissimo spazio, la remunerazione non arriva subito, ma arriverà con il tempo, però in tempi molto più affrettati rispetto a una volta, ma anche se tu lavori da dipendente hai l'opportunità di avere un stipendio ben retribuito, perché come dicevo ci sono pochi artigiani, ci sono poche professionalità, e giovani che si avvicinano non ce ne sono. Noi contiamo molto, purtroppo, uso questo purtroppo, sulla manodopera non più italiana. Non dico nel senso di essere razzista o perché non ci sono nascite, e questo è un problema che porterà grossi problemi per dare continuità alle nostre aziende. Tanti imprenditori, più di qualcuno non ha continuità d'azienda perché non ha figli o perché il figlio non vuole più fare il mestiere del padre, ma perché è un figlio solo, non ha il secondo figlio, il terzo figlio che dice... Che prendeva le redini dell'azienda. Esattamente, perché una volta c'era anche questo. L'ultimo servizio, poi la lasciamo, ce l'abbiamo con gli industriali, perché l'11 febbraio del 91 gli artigiani firmano un accordo con un'industria a Treviso. L'inserto è il 29, lo vediamo e poi lo commentiamo e poi ci salutiamo. Che una strategia di aggregazione tra aziende di dimensioni simili sia una tra le migliori in vista della scadenza del 92 è fatto scontato ed ormai ampiamente utilizzato come orientamento generale nel mondo imprenditoriale. Che sia utile anche individuare formule di collaborazione anche tra aziende molto grosse e piccole industrie o addirittura artigianato è invece una intuizione che ha preso corpo stamane per iniziativa dell'Associazione Industriali e Artigiani della provincia di Treviso mediante una convenzione siglata con la Zanussi Elettrodomestici. In sostanza, da oggi le ditte trevigiane potranno utilizzare la tecnologia dei laboratori centrali di ricerca per materiali plastici e metallici della Zanussi a Porcia di Pordenone, mentre il colosso friulano in questo modo potrà trovare le occasioni per scambiare idee preziose con il mondo esterno, che di elettrodomestici soltanto non è fatto. Oggi che siamo nel mondo delle rapide comunicazioni, lei capisce che instaurare una rete di rapidissime comunicazioni in termini di ricerca tecnologica è quanto di più interessante, di più attuale che possiamo recuperare da questo accordo. È immediato chiedersi quali potrebbero essere i costi per le piccole industrie, piccole e medie industrie, per poter usufruire di questi laboratori. L'accordo prevede che i costi siano abbastanza contenuti. Certo che il costo stesso automaticamente diventa contenuto quando chi offre questo servizio è un organismo preparato, efficiente, dotato ed esperto nel dare questo servizio.
Una battuta per finire, allora guardando quelle immagini, guardando l'evoluzione che si cerca di trovare appunto con gli industriali in questo caso, con la collaborazione con la Zanussi, l'evoluzione dell'artigiano, guardando il passato, quale sarà? Ma che anche qui prendiamo spunto da cosa? Da un accordo che tanti lo applicano adesso, cioè l'accordo di filiera, la grande impresa che mette al servizio del sistema della fornitura o della subfornitura, quindi delle piccole imprese, un sostegno al credito e all'innovazione. Lo fa Cucinelli, uso Cucinelli per dire, perché è da poco che l'abbiamo sentito per altri progetti. E quindi è un accordo valido, era valido quella volta e ancora tuttora è valido. Cioè, come dico, c'è bisogno della grande impresa perché la grande impresa ha la capacità di investire in tecnologia, in innovazione, in mercato. Però chi personalizza il prodotto anche della grande impresa, la piccola impresa può essere strategico ed è complementare alle grandi produzioni. Insomma, come dire, da soli magari si corre molto, però insieme si va più distante. Insieme si va più distante. Adesso, al giorno d'oggi, non siamo più concorrenti, dobbiamo essere colleghi e complementari l'uno all'altro, il grande con il piccolo e il piccolo con il grande. E la concorrenza quindi è con l'estero? La concorrenza è con l'estero, noi vediamo che degli imprenditori di ultima generazione in questo periodo qui stanno cercando di entrare nei capitali delle imprese artigiane proprio per far sì di mettere in piedi una rete, chi per il mobile, chi per gli impianti elettrici, chi per i vetri, per il ferro battuto e altro. Non faccio nome, però la Somec lo sta facendo con questo progetto delle imprese artigiane e va dato merito agli amministratori della Somec di avere una visione di salvaguardia del nostro patrimonio. Insomma, la filiera economica deve partire dagli artigiani per arrivare alla grande industria e viceversa. Grazie al Presidente di Camera di Commercio e ex Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Mario Pozza, grazie a tutti voi per l'attenzione, appuntamento tra 7 giorni con una nuova puntata.